Si vive bene qui in Italia? Sì, viene qua tutto. Mansuè, comune di poco più di 5.000 abitanti, è una manciata di chilometri da Oderzo. Secondo i dati raccolti ed elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, è il secondo comune veneto per incidenza di stranieri rispetto alla comunità residente, dopo San Bonifacio in provincia di Verona. Oltre il 18%, vale a dire che un abitante su 5 arriva da un altro paese. Mansuè oggi lo possiamo definire un comune aperto a tutti, purché quelli che arrivano rispettino le nostre leggi. Stranieri che a livello regionale producono un decimo del PIL, 9,8%, e che anche qui a Mansuè è comune con un'ampia zona industriale vocata storicamente al mobile e alla sua componentistica, ma con eccellenze anche come un'azienda leader in Europa per la produzione di marmitte, sono determinanti per far andare avanti le fabbriche. Devo dire che se non ci fossero queste possibilità, molte ditte non avrebbero la manovalanza necessaria. Diciamo che contribuiscono alla pari dei nostri cittadini a mantenere vivo il comune. Dopo un calo registrato anche tra gli stranieri tra il 2014 e il 2016, dal 2017 la tendenza è tornata in aumento. In Veneto sono oltre 500.000, 93.000 nella Marca, oltre il 60% è arrivato per ricongiungimenti familiari, solo il 16% ha un permesso umanitario. Uno straniero su 4 arriva dalla Romania. Con loro mi trovo molto bene, anche perché ultimamente abbiamo concesso a loro, che sono la maggior parte ortodossi, la chiesa dove loro possono pregare il loro Dio. Molti hanno il mio numero di telefono e quando vedono o sentono qualcosa di sospetto mi chiamano. Seguono marocchini, cinesi e albanesi, tra i comuni oltre il 16% di stranieri, anche Conegliano.